Invisible Man. Ma che soave musica! Ragazzi, e ci va del coraggio di essere in diretta, Germania e Italia, insomma, chi ci vuol guardare resti con noi. Se segnerà l'Italia noi esulteremo. Chi è amante del ciclismo giustamente guarderà questa rete, ma chiederò, anzi scuserò coloro che in questo momento sono tutti quanti lì a guardarsi la partita, perché insomma siamo italiani, in bocca al lupo alla nostra nazionale di calcio, e che se ne frega del calcio scommesse, lo seppelliamo, speriamo di gol, veramente a suonate di gol. Viva l'Italia, insomma siamo tutti italiani, un applauso alla nostra nazionale. Ecco, è bello. Noi continuiamo in questa oretta a parlare di festa dello sport, festa del ciclismo, perché comunque il ciclismo va avanti. E insomma un po' sono dispiaciuto dalle parole di Squinzi, che ha attaccato il nostro presidente della federazione perché ha dato la mano a Pellizzotti, perché Pellizzotti purtroppo ha avuto il suo problema, insomma si è scatenato un'altra bagarre. Il nostro presidente Renato Rocco ha risposto insomma un po' per le rime, devo dire la verità con grande signorilità, però continuano sempre a sbagliare secondo me il metodo, che è sempre far male del ciclismo, cioè il ciclismo sempre qualcosa da dire, e soprattutto coloro che amano il ciclismo, insomma è come se fosse una grande festa a farsi del male da solo, ma ne parleremo. Grazie per essere con noi a Giuseppe Parolisi. Ciao Nicola, Giorgione. buonasera a tutti. Parleremo della sua bella gara, ma non soltanto, abbiamo anche Leandro Fabris, che oramai è una memoria storica, un applausone. Vincenzo Cisotto, bentornato ragazzo, Grazie. Insieme a Giorgio Gotti, presidente della Protezione Civile di Schiavon. E qua ne abbiamo una bella rappresentanza. Protezione Civile, allora a me spiace sempre, a me piace parlare di grande festa, il ciclismo quando si muove nelle domeniche, nei sabati, insomma, muove la grande festa. Mi spiace un po' ricordare che quello di Schiavon, di Longa di Schiavon, sarà una data un po' particolare, ricordiamo un giovane ragazzino che ci ha lasciato tutti, lo diciamo perché i genitori so che ci tengono, allora quando i genitori dicono ok noi ne parliamo anche volentieri. Abbiamo avuto l'ok della famiglia di segnalare, appunto di scrivere ciao Massimiliano per ricordarlo. La tragedia è stata una tragica fatalità che presumo non succederà più una fatalità così. Mi dicevi che un motociclista lui ha salvato papà, una moto ha fatto l'ultimo salto, saltato troppo lungo, non si sa. Era un campo di gara? In campo di gara, in pista montagnana. Certo. La moto scivolata di mano al pilota, la moto è andata per la tangente, è entrata in un posto dove mai si pensava che entrasse, ha preso il piccolo Massimiliano e in parte il papà. E il ciclismo vuole ricordarlo? Noi sì, sicuramente, ma anche perché lui era un bambino che era in attesa di licenza. Lui faceva le sue garette con i 60, in monomarcia, il papà gli stava allestendo una moto, un 65 con le marce, perché nonostante i 7 anni giocava a calcio, lui amava tutto ciò che era sport. Era un ragazzino che era impossibile non amarlo. La cosa bella che avete fatto voi, e un po' riprende oggi occasionalmente, c'è qua il Giorgione, ma anche il Riese, come Giuseppe Comacchio, per donne, è vero? Quindi a me piace molto questa unione, di ricordare con una gara riservata alle donne, perché credo intanto il diritto della vita ce l'hanno di più le donne che gli uomini. Per gli uomini, insomma, sono 2 minuti di gloria, per le donne sono 9 mesi di sofferenza. E quindi è molto bello questo, che anche voi ripetete un po' quello che hanno fatto a Bessica di Loria, ricordando anche là un'altra vittima della strada. Quindi vi faccio i complimenti anche a lei, Presidente della Protezione Civile. Insomma, quindi domenica questa, a che ora si parte con alle questa 9:30. gara? Ecco, riservata alle Junior e Under 19. che corrono tutte insieme. Esatto. È un circuito? Un circuito di chilometri 900 da ripetere 8 volte. Tutto pianeggiante, chiaramente. Sicuramente tutto pianeggiante. Poi mi parlerete se farete festa anche, Sì, no? beh, sicuramente, perché come puoi vedere in studio abbiamo i ragazzi della Protezione Civile, che quelli che ci danno gli angeli custodi degli incroci,
l'Associazione Nazionale Elefanti, che ci danno una mano anche loro con il loro contributo negli incroci, nonostante siano dei ciclisti, come puoi vedere. Sì, li vedi. Noi ci siamo disegnati la maglia, abbiamo la maglia e i pantaloncini e un discreto... Fatela vedere sta maglietta. Cala la pancia, fai vedere che c'è la tartaruga. Loro fortunatamente non hanno pancia. Vabbè, un po' di tartaruga al contrario l'ho vista, eh. No, Comunque, un applauso a questa bella maglia. Ma siccome sono tutti grandi organizzatori, no? Io dico sempre una cosa, chi si vanta da solo, caro Giuseppe, vale un fagiolo. Io so che voi organizzate, avete una bella società, avete tanti ragazzini, però non è che andate in giro a dire noi siamo i numeri uni. No, cioè, no. lo fate con una certa... Aspettiamo che gli altri dicano che noi È siamo più bello, i numeri vero? uno. Secondo te... Sì, in effetti, cioè, gratificarsi da soli... Non vale tanto la pena? No, infatti. Immagino. Non mi piace quando qualcuno si elogia da solo. Elogiati dopo, Certo. non elogiarti prima. Ma no, ma poi è bello che l'elogio ogni venga dagli riferimento è altri. puramente casuale. Sì, no, non so neanche... Noi siamo qui stasera con Leandro, il presidente dell'UCI Loria, per promuovere una gara che abbiamo fatto rientrare nella tua comunità montana del Brenta. Una gara che gli sponsor di Bessic... gentilissimi oltretutto, e carinissimi. No, vabbè, Perché la collaborazione serve nel tu lo ciclismo, sai no? che comunque la collaborazione, il rispetto nei tuoi confronti o quantomeno il fatto di aver vinto l'anno scorso la comunità montana del Brenta con tutte le classifiche, con la vecchia squadra dell'anno scorso, ci ha portato ad avvicinarci a te, alla tua società, all'Unione Ciclistica 2000 e a questa manifestazione, a questa challenge, chiamiamolo Certo. così. Cosa che ho sempre detto che mi è sempre piaciuta perché ricorda i miei trascorsi da corridore quando correvo nella lontana Campania, mettiamolo così, e quindi volevo farla rientrare in questo modo nella tua comunità montana del Brenta senza nulla togliere a quello che è stato fatto da parte del presidente qua Leandro Fabris e di tutti gli sponsor che ci hanno aiutato in tutta l'organizzazione e ai genitori dei ragazzi che domenica sicuramente, senza nulla togliere la protezione civile, che comunque qualcuno ci sarà della protezione civile, ma saranno loro i primi artefici degli incroci, visto che ci saranno i loro figli a gareggiare. E Leandro Fabri, tu sono quanti anni che procuri, che fai sport? Sono nel ciclismo, sono presidente a Loria 44 anni. Sono stato eletto Io sento, cioè no, è vero, io sento i ragazzini che dicono, da quanti anni che lavoro? Sono stanco, sono 4 anni che va giù, vorrei quasi, c'è gente che va in pensione nella provincia, dopo 2 mesi di lavoro, e insomma vanno in pensione con 436.000 euro all'anno, insomma, poveri. Lei 44 anni, non so se mi fa più tenerezza o se darle una medaglia al valore. No, la passione è tanta e non riesco a stare senza il ciclismo. Io sono entrato nel mondo del ciclismo perché avevo un mio zio Sandonà, che oltre ad essere stato un grande corridore è stato un grande direttore sportivo, ha fatto 3 anni con la FICO, una ditta di elettrodomestici nel Varesino, poi è passato nella Villa Triestina, là ha vinto 3 giri d'Italia con Fiorenzo Magni, ha vinto campione del mondo sempre lui direttore sportivo con Biviacqua, ha vinto numerose altre gare con un certo Robic e di conseguenza era mio zio, mio papà andava dietro con la macchina a fare l'autista e di conseguenza a casa mia ho sempre visto corridori. E quest'anno la tua gara la metti in Rai, come ci sei riuscito? Bisogna avere proprio... credo che sia anche una stand innovation alla carriera, lo meriti. Beh, poi come dicevo prima, mi sono sposato giovanissimo, sono stato lontano al ciclismo per 2 o 3 anni, poi c'era a Loria, c'era una società che organizzava una gara di cicloamatori, sono entrato in questo gruppo. La moglie è contentissima? Il primo anno no, il secondo anno mi hanno detto fai tu il presidente e ancora la moglie? sono presidente. La moglie, non so se mi sta ascoltando, devo dire che no, ha tanta pazienza perché sono via da tutte le domeniche per 7-8 mesi. Vorrei vederla in casa, come si chiama? Però Gabriella. Gabriella che dice, che fortuna che non è in casa. Insomma, un applauso a questo che è un mito, è una colonna, ragazzi. Vincenzo, mi viene sempre in mente la canzone di Fortis, Vincenzo, io ti ammazzerò anche tu, da una vita che sei. No, ma sei una vita che tu sei nel ciclismo, è sempre preferito le donne, è vero? Dall'81, sempre però le donne
in questa trasmissione quest'anno stanno andando veramente alla grande, riusciamo anche a dargli una certa visibilità, però patiscono sempre un po' di visibilità. Sicuramente, perché come va sempre detto, i media non rispondono tanto, non lo seguono più di tanto. Ci seguono solamente quando sei là che porti a casa la medaglietta e la maglia. Allora, sono tutti d'accordo. L'avevo detto, l'avevo previsto, ma però sotto. Adesso vedi, la gara di Longano era preventivata perché aveva messo il buon Mario a suo tempo, tanto te fai parte della struttura tecnica, te fai la gara, bisogna. Grazie ai ragazzi di Longa Village che festeggiano quest'anno il 10° anno di Ma che significato ha Longa Village? È un gruppo di ragazzi che... vi siete montati la testa come... No, loro sono tutti giovani, vedi Giulia, vedi Samuele lì, e loro sono tutti giovani, qualcuno è anche di là, Certo. Perché una volta ciascuno nelle associazioni sono sempre i soliti. Si scambiano gli abiti. Sì. Oggi che fai? sempre... Io faccio il village, tu io protezione civile, domani vediamo. 10 anni fa sono partiti piano piano con la festa della birra e facevano un fine settimana. Quest'anno per i 10 anni hanno lanciato l'idea, dai che facciamo una corsa, va bene. Quell'articolo quinto che skate che ha sempre vinto, proviamo a fare questa corsa. No? Ho capito. E loro fanno venerdì, sabato, domenica questa. E venerdì e sabato della prossima settimana. Qualche personaggio delle donne che viene a partecipare alla vostra gara? Già confermato, le streaker, campionessa italiana della Vecchia Fontana, nonostante abiti sotto lo Stelvio. Certo. La Nicole Del Santo, campionessa veneta che ha vinto il titolo domenica a Roncade. La nazionale austriaca, perché io ho contatto con Katrin Schacht, che è il responsabile del settore femminile austriaco. Ci siamo sentiti, all'inizio dell'anno avevo mandato, ma questa gara che ferma piano, che non abbiamo ancora i soldi, non li abbiamo ancora tutti, perché non li abbiamo ancora tutti i soldi. Prega il Signore, qualcuno che si pensa a buon cuore, non si sa mai. Speriamo bene. Allora, stai attento, noi siamo stati, Domenico, per me è stata anche una piacevole sorpresa, questa gran fondo della carrera bike, no? E ho visto questi amatori che vanno in bicicletta, ma sai che sono fenomenali, ma vanno via come dei... Adesso non stiamo a ridere sotto i baffi perché non lo permetto e non lo concedo a nessuno. Io ho visto dei fisici straordinari e gente che pedalava come dei professionisti. Ma insomma, ma veramente... Tutti, e anche le donne sono passate nel professionismo, hanno smesso di lì e sono passate di qua. Io ho visto delle vedi cose, che anche Luperini ha smesso di là, è andata con la Giordana, ha fatto tutte le corse del Tour Giordana, poi è ritornata a fare lì. Insomma, la prima Gran Fondo Carrera Bike vedeva protagonista, insomma, le scale di Primolano, quindi poi dopo la salita a Cima Grappa, quindi un'ottantina di chilometri sempre a tutta con un dislivelli importanti e poi dopo la scesa finale per arrivare di nuovo a Bassano del Grappa. Io credo che le immagini siano pronte da poter far vedere ai nostri amici e intanto vi auguro buon divertimento con questa prima Gran Fondo Carrera Bike, Gran Premio Banca Popolare di Marostico, trofeo Papà Marco Polo. Buon divertimento. Dal 19 al 21 luglio torna la Tresere di Bassano. I migliori pistar del mondo si contenderanno il Gran Premio Città di Bassano, trofeo Selle SMT. Non mancate all'appuntamento più importante dell'anno, con i professionisti delle due ruote. Nelle serate dal 19 al 21 luglio non prendete i piedi. Vieni al velodromo Rino Mercante. Le luci dello stadio di Bassano ti illumineranno la strada. Prima esperienza, una tra le prime esperienze per noi su una Gran Fondo importante, una partenza di tutto prestigio davanti al Palasport di Bassano del Grappa per il primo Gran Fondo Carrera Bike, quindi siamo a domenica 24 giugno, quella è una coppia di gareggianti che arrivano niente proprio di meno che dal Canada, quindi un primo piano per loro ben giustificato e giustificabile per il Gran Premio Banca Popolare di Marostico, trofeo Papà Marco Polo. Questo è un campionato italiano audace, Gran Fondo, quindi un percorso piuttosto importante, 109 i chilometri che dividono i quasi 200 atleti iscritti a questa manifestazione. Partenza da Bassano del Grappa, la vediamo nel lungo vialone che in pratica porta in Valsugana sulla parte destra Brenta, quindi Campese, Campolongo, Valstagna, Sasso Stefani, San Marino e quindi Cismon del Grappa sulla strada statale 47. Le scale di Primolano la faranno un po' da padrone per poi andare a Fastro, Arsier, Caupo, Forcelletto, Rifugio Scarpon, Cima Grappa, poi Campo Croce, Semonzo
e quindi siamo già in discesa, Romano del Zelino Rosà e Bassano del Grappa. Un bel itinerario, soprattutto tanta salita, per dare poi l'abbrivio alla fine degli ultimi 20 km da Cima Grappa, una lunga discesa che riporterà all'arrivo. Qua siamo con le immagini sulla strada statale, sulla strada campesana, quella a destra Brenta, dove tutto il gruppo è compatto, lo vediamo. Ecco la nota particolare, una prima esperienza, diciamo, per Scratch che si avvicina un po' ai cicloamatori, ed è quella che sono gente normale, cioè gente che fa l'impiegata, gli operai, i commessi o i direttori di banca, ma guardate che fisici. Intanto qua vediamo, mossi anche dalle telecamere, vediamo un Michele Gobbi che è proprio a Campolongo sul Brenta, prende l'abbrivio e tenta la fuga solitaria, ma non si sa bene per quale motivo, se è per la telecamera oppure perché tenta di prendere alla sprovvista il gruppone. Però certo che qua sicuramente fino alle scale di Primolano sono tanti chilometri, sono circa una trentina di chilometri, tutta piana, quindi il gruppo facilmente ne farà un sol boccone. Vediamo anche il campione italiano, questo è il campione italiano proprio fresco e quindi lo prende a velocità doppia insieme a un altro suo compagno di fuga. Adesso è in prima battuta, non facciamoci ingannare da coloro che li vediamo sulla destra del teleschermo, perché questi sono cicloamatori, ma sono ciclodomenichini, coloro che vanno a farsi delle belle passeggiate, ma senza nulla turbare a quello che è la gara. Abbiamo visto con il dorsale numero 1 ed è Lorenzi Ruggero della Fior di Frutta, quindi che veste la maglia di campione italiano. Queste che vediamo è ancora lui che ha ripreso il fuggitivo Gobbi, e di nuovo una situazione abbastanza diciamo così, di gara sotto controllo. Ecco, le gran fondo, in questo caso una fondo, cioè hanno un obbligo di stare a 15 minuti dall'inizio gara e fine gara, per cui è una gara piuttosto complessa, cioè qua non è tanto l'arrivo, perché l'arrivo difficilmente si vedono delle volate a ranghi compatti, perché qua chiaramente essendo un percorso piuttosto duro, non facciamoci ingannare da questo momento, che è sì leggera salita per arrivare a Gismond, ma chiaramente poi dopo le grandi cime la faranno da padrona, e quindi gli arrivi sono abbastanza in solitaria. Però il massimo qua della organizzazione è proprio all'interno della gara da tenere ben controllata, perché ci possono essere dei distacchi abbastanza importanti. Quindi qua vediamo che già il distacco di questo piccolo gruppetto è di circa 40-45 secondi rispetto al gruppo che sta comunque arrivando alla stragrande nelle retrovie. Qua vediamo tra i migliori possiamo Nicola Cecchet, Pernechele, Mazzotti, Benedetti, Moretti, Fochesato, Grego, Paolo Nicola e Vanzin Luca sono coloro che in qualche maniera ci pare che in questa giornata siano più in forma rispetto a tutti i partecipanti. La bellezza delle gran fondo intanto che possono andare con una certa sicurezza nelle gare, poi chiaramente anche qua bisogna prestare attenzione perché non è semplice, una macchina può sbucare, il ciclismo l'abbiamo detto in tante situazioni può essere anche pericoloso. Qua ci siamo già trasferiti dalla parte di Cismon del Grappa, in pratica sulla strada statale 47, la strada che in qualche maniera è il preludio alle scalette di Primolano. Abbiamo già raccontato tante volte la Valle del Brenta con le sue meraviglie, ne abbiamo reso testimonianza nella ciclopista circa 15 giorni fa, sulle bellezze della Valle del Brenta, sulla ciclopista del Brenta, già citata non soltanto nei Giri d'Italia ma anche nei grandi appuntamenti, negli happening del ciclismo. 250.000 sono coloro che transitano la ciclopista da Romano Cornale fino a Romano Cornale, questa è una tagliata, poi avremo il rifugio, il Buttistone, qua ci sono tutti gli avamposti sulla destra dei vostri teleschermi, vedete il massiccio di Asiago, tantissimi sono i forti incastonati nella roccia, questo è il forte Tombion. Abbiamo visto quanta storia ma soprattutto quanta veramente bellezza paesaggistica può offrire la Valle del Brenta. Qui stiamo già andando verso Primolano e ci mettiamo, bellissima Primolano, guardate, una cittadina meravigliosa, oramai sottodimensionata, ma pensate che qua negli anni 50 era una piccola metropoli
con una stazione veramente soprastimata, grandissima, che potrebbe veramente creare un grande giro di affari per tutta la Valle del Brenta. Questo è proprio il forte delle scale di Primolano, che ha visto i protagonisti nella prima guerra mondiale, i nostri soldati. C'è un percorso che per coloro che lo stanno praticando e per noi che andiamo a raccontare questa giornata di festa in questi tornanti, possiamo veramente fare un balzo all'indietro e pensare che nel 15-18 qua si sono giocate le sorti di tanti ragazzi molto molto più giovani di questi partecipanti. La cosa che va detta è che il ciclismo può essere uno strumento veramente importante per mantenersi in forma. Qua abbiamo ragazzi dai 40, 35, 50 anni, anche di più, che approfittando delle due ruote, insomma, riescono ad avere un fisico asciuttissimo ed essere in perfetta salute. So benissimo che poi dopo dietro tante chimere, tante leggende coprono i cicloamatori, però noi crediamo che a questo livello qua abbiamo dei cicloamatori che sanno esattamente come fare reagire bene il loro corpo, la loro psiche e le loro fatiche, le vediamo come le sanno spendere, piuttosto che stare impoltroniti a casa oppure non far nulla. Insomma, questo la dice lunga sulla bellezza del ciclismo, e soprattutto la bellezza di queste gare sono la sensibilizzazione che possono portare in sé. Insomma, gli automobilisti tante volte sono veramente impazienti e noi contiamo sulla loro buona creanza di poter assistere quando passano le gare di questo genere con un po' più di educazione, senza insultare i ciclisti, perché non fanno nulla di male. Ecco, una cosa, siamo proprio in clima, in questo momento sta giocando o si sta prestando a giocare la nostra nazionale di calcio, perché non andare a invadere le piazze bonariamente, non con le macchine, ma andateci in bicicletta o a piedi, e così riusciremo a fare festa nelle piazze e non intasandole di macchine, inquinamento e quant'altro. Quindi questo è un messaggio importante, questo è un messaggio che fa bene allo sport, fa bene al ciclismo. Cominciamo ad avere una cultura delle due ruote. Questo che vediamo è il lago di Arsiè, meraviglioso, ma dove le andate a trovare voi certe situazioni geografiche che soltanto grazie al ciclismo noi possiamo far notare, perché se andiamo a fare una gara di Formula 1, ma scusatemi tanto, le facciamo dove? In quei posti che sono ameni. Qua invece andiamo a toccare dei momenti che sono importantissimi a livello proprio geografico e a livello di turismo, perché la gente che guarda questi posti grazie a questa gara e dice: ma io là voglio andarci, io là voglio andare a fare un fine settimana, io là voglio andare a mangiare quei piatti tipici che soltanto nel Veneto, nel Bellunese, come in questo caso che stiamo attraversando, e poi andare in cima a Grappa per andare a mangiare un buon boccone di prodotti tipici e soprattutto immergersi in una situazione storica senza precedenti e soprattutto senza paragoni, è imparagonabile. Qua abbiamo visto il numero 19, intanto per dare un po' di cronaca, è Bazzana Dario della Cicli Rossi, poi abbiamo il 112, l'abbiamo visto anche bene dalle telecamere, e si tratta di Vanzin Luca, un buon interprete, insieme al numero 30, e si tratta di Ricci Raffaele delle Frecce Rosse, Rawan Bike. E qua siamo già sulle prime asperità di giornata. Qua abbiamo un gruppetto che sta andando via, sono circa 8: Vanzin, Grego, Pegoraro, Cecchette, Pernechele, Mazzoli, Benedetti, poi abbiamo Moretti e Fochesato. Questi sono coloro che in qualche maniera stanno cercando di inseguire un altro quartetto. Il quartetto è di Volpe, Fochesato, Moretti e Miorin Davis. Insomma, qua sulle rampe del massiccio del Grappa si stanno cominciando a fare le cose sul serio. Vediamo che altri due stanno cercando di prendere le ruote posteriori di questo gruppetto, composto, abbiamo detto, da circa 9 unità, e questi sono coloro che fanno e stanno facendo la gara in qualche maniera. Ecco, un'altra cosa, non è raro andare sul massiccio del Grappa e trovare veramente una selvaggina. Qua abbiamo visto una poiana, ma possiamo vedere anche falchi, falchetti, e perché no anche alcune specie importanti di caprioli. Insomma, è inutile, noi non ci stancheremo mai di dire che è grazie alle biciclette che questi posti hanno una realtà
del passato, perché senza le biciclette rischieremo soltanto di passare in macchina e andare in quel posto soltanto perché ci interessa e poi dopo tornare indietro senza nessun tipo di bagaglio culturale. Ecco, assistere alle gare vuol dire assistere in un viaggio a ritroso nel tempo a chi siamo in realtà, perché chi siamo è dettato dalle nostre esperienze, dalla nostra storia, e quindi la nostra storia cosa ci dice? Ci dice che il massiccio del Grappa è stato interprete nella Grande Guerra, ma non soltanto, che dal massiccio del Grappa, una montagna importante, una montagna che non è cortina, si producono alcuni formaggi esageratamente importanti, il bastardo oppure il morlacco, che non sono formaggi come il parmigiano reggiano, che chiaramente forse sarà più nobile, ma hanno dei gusti particolari talmente rurali che ti danno la definizione di chi li produce e di cosa vuol dire stare in piedi su certe montagne. Tante volte abbiamo detto la Cortina, Marileva o Madonna di Campiglio sono montagne per tutti, basta andarci, fai un poco lo sborrone, vai in albergo con tutte le comodità, ma quella non è montagna. La montagna è rude, la montagna è ripida, la montagna insegna cosa? Il sacrificio. Il sacrificio bene si interpreta in questo caso con questi 4 fuggitivi, che sono Volpe, Fochesato, Moretti e Miorin. Il sacrificio, Miorin è leggermente staccato, perché la montagna ci insegna soltanto questo, soltanto tra virgolette. E allora bene ha fatto Enrico Polo in questa bella ed esemplare gara, perché poi dopo ce ne frega poco, Dacia e FCI si metteranno d'accordo, faranno una sola federazione, andrebbe bene per chiunque, però sta di fatto che il ciclismo non ha una determinazione politica, ha soltanto un unico denominatore comune, la passione di andare in bicicletta e misurarsi con i grandi colossi montani, come è Cima Grappa. Primo Gran Fondo Carrera Bike, abbiamo detto un percorso veramente importante, altro che l'eroica, qua andare e fare una salita che in pratica è tutta in salita, perché tolti 30-35 km che sono comunque di leggera salita, poi dopo la discesa finale sono 20 km, però voglio dire 80 km sono sempre a tutta, e qua vediamo un bel trio, ci pare Volpe, Fochesato e Moretti, che stanno andando di conserva e stanno aggredendo da vicino il Monte Sacro alla Patria. Monte Sacro alla Patria che ricordiamo sono sepolti migliaia e migliaia di nostri compatrioti e anche migliaia di soldati austriaci. C'è il memoriale proprio sul massiccio del Grappa, andando a piedi, dove ognuno di noi che va a fare questa camminata può scrivere una frase per ricordare quei momenti di guerra, una frase che a me ha colpito in maniera profonda in questo libro, che raccoglie le frasi dei pellegrini, non dei turisti, dei pellegrini, che oggi in quei monti che sono stati veramente falcidiati dalle bombe, dai crateri, nascono i fiori, ecco, un fiore, mai più guerre, questo è importante. Discesa, siamo già a Romano de Zellino e siamo già alla fase finale. Volpe, Fochesato e Moretti non si sono fatti più riprendere, si aggiunge anche Davis Miorin che in discesa ha fatto qualcosa di importantissimo e sono là che se la stanno decidendo in volata. Vediamo il transponder che al posto del fotofinish rileverà i corridori e darà l'ordine d'arrivo, ed è proprio Daniele Volpe della Freccerosse Run One Bike su Fochesato Marco Velo Club Piana, Moretti Romeo del K30 e Miorin Davis Team Maggi FRV. Ecco Volpe Daniele che arriva da niente proprio di meno che da Rimini, tra poco lo sentiremo. Una cosa su tutte, si è alzato alle 4:15 di mattina per essere presente a Bassano del Grappa. Ci piacerebbe che queste kermesse si iscrivessero tante società di Bassano del Grappa a livello amatoriale, perché darebbero un bel segnale di benvenuto a tutte le persone che qui vengono, perché sanno che qui è la patria dello sport e dei grandi organizzatori, e quindi un plauso va sicuramente a Enrico Polo, a tutto il suo staff, anche un po' all'Unione Ciclistica 2000 che ha contribuito a dare una mano. E adesso diamo immagine all'intervista.
Daniele Volpe, arrivi da Rimini, quindi una levataccia incredibile, penso alle 4 di stamattina, per venire a fare questa gran fondo Udace. Una media altissima. Sì, abbiamo fatto del nostro meglio, abbiamo collaborato poi dopo la salita e quindi siamo riusciti a mantenere alta l'andatura. Quando vi dicono che siete ciclo amatori oppure anche in maniera disprezzativa, invece avete dei fisici che sono eccezionali, siete gli atleti a tutto tondo. Sì, diciamo che non lo facciamo di mestiere, ma ci mettiamo il massimo dell'impegno e gran parte del nostro tempo libero lo impieghiamo nella bicicletta. Quante ore ti alleni al giorno? 2-3 ore, diciamo. Oltre al lavoro? Oltre al lavoro. E quindi oggi se si va a 38 di media vuol dire che c'è un motivo. Sì, ci si impegna molto. Una volta, diciamo, quando io ho iniziato 15 anni fa, forse 20, andavamo molto di meno, diciamo. Oggi invece ci si impegna quasi come un professionista. Voi avete delle biciclette che sono costosissime, oltretutto, quindi che penso anche grandi sacrifici. Beh, noi come squadra Frecciarossa dobbiamo ringraziare il nostro sponsor che ci dà una grande mano per i mezzi, perché effettivamente altrimenti sarebbe un impegno gravoso finanziariamente. La differenza tra Udace e Federazione Ciclistica Italiana, cioè non si può poi dopo un domani pensare anche a risistemare le cose, fare tutta un'unica federazione? Ma io onestamente l'ho sempre pensato, però ci sono degli interessi politici sotto ed è inutile nasconderlo, perché altrimenti non ci sarebbe bisogno di frazionare in così tanti enti questo bellissimo mondo. Complimenti. Grazie ancora. Nome vero? Ferronato Graziano. Nome d'arte? Diabolic. Come mai? Il re del terrore, così mi hanno appioppato questo nome così diabolico. Ecco. Come mai eravate amanti di questo fumetto? Ma non so come mai, comunque mi hanno appioppato questo nome. Ma è vero che questa maglia poi dopo per chi vince va data come una... No, questa è mia personalizzata proprio. Nessuno può usarla? Il signor il presidente Enrico Polo è fatta fare apposta per me. Questa è l'unica in Italia. E qua chi la tocca? Solo per capitano. Solo per capitano. Girati, facciamo vedere, capitano, Diabolic, semina terrore, Graziano, il capitano. CD Cycling Shoes. FIS, porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensibili, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. Ma soltanto perché siamo qua, Oh, una gara meravigliosa. Allora, caro Giuseppe, abbiamo visto sta gara, bellissima. Bellissima. Oh, bellissima. Bugiardi, questi stanno a guardare la partita, si stanno a guardare. Beh, comunque oggi ci sta, oggi è una giornata, stiamo a mezza ferie. 10 minuti di sofferenza. 10 minuti di sofferenza, stiamo soffrendo molto, comunque l'Italia insomma tiene. Speriamo insomma che ci porti sta grande soddisfazione. Sai cosa mi piacerebbe lanciare come messaggio stasera in diretta? Se vincesse, speriamo, l'Italia, non andiamo a riempire i centri con le macchine, lasciatele a casa, andate in bicicletta. Bravo. Si rompe meno le balle alla gente, si inquina di meno, è vero o non è vero? Ma potete farlo un applauso se non andate lì. Si inquinerebbe meno, facciamolo, si va in bicicletta. Ecco che è un momento in cui ci si può divertire, insomma non andate a bere nelle fontane, non spaccate niente, perché la festa è bella come sarà un po' complicato con bandiere, trombette. ma va bene, ma però voglio dire, o a piedi, nei centri si va così. Sì, ma prima dobbiamo vincere. Prima però dobbiamo vincere, speriamo, in bocca al lupo insomma ancora. Torniamo invece se voi vedete, voi potete guardare la partita, se sento un boato so che abbiamo segnato. Sono quelli del bar. Appena. Allora, tu mi dicevi che qua c'è una situazione, il Longa Village. Ditemi. Abbassiamo l'audio? Posso farlo tutto in diretta, qua tanto non c'è mai. Parlami della Longa Village. È stato uno dei fondatori, Giorgio è uno dei fondatori Certo. di tutto il Maradan. Che intanto vorrei che si alzasse questa bella ragazza, fate un primo piano, facciamo la concorrenza a Balotelli.
almeno anche noi cerchiamo di difenderci, è vero. Longavilles, cosa vuol dire? Anche suo papà? No, va bene seduta. Puoi stare seduta, carissima. Allora, Longavilles cosa vuol dire? Longavilles vuol dire... Village è un... Villaggio. Village come villaggio. Villaggio. Un nome così pubblicitario. Certo, avete fatto un po' con gli sboroni americani, dai. No, però è un gruppo di giovani, di Longa, si chiamano praticamente, e questo gruppo si è unito 10 anni fa ormai per organizzare la festa della birra partendo un po' in sordina. Sono passati 10 anni e quest'anno abbiamo deciso non solo di raddoppiare, ma di triplicare. Però la birra è una volta all'anno, mi pare. Sì, che una volta all'anno. Non è che vi imbriacate, perché sono qua, insomma, Però mi pare che fate delle cose interessanti. Sì, facciamo, appunto quest'anno abbiamo deciso non di raddoppiare perché oltre a fare il solito weekend, facciamo 2 weekend, quindi abbiamo una situazione con un palco dove con il classico gruppo che suona una sala latinoamericana, un'altra zona tipo spiaggia praticamente con varie capannine e situazioni così con 10 DJ set a rotazione e si fa festa. E poi quest'anno abbiamo aggiunto anche una giornata dedicata al ciclismo la domenica mattina grazie a Vincenzo e facciamo questa gara per le donne junior e il sabato prossimo abbiamo dedicato anche al calcio, perché sono 2 sport più importanti in Italia, e facciamo anche un torneo di calcetto. Quindi. Beh, insomma, un applauso a voi, ma mi dice anche che questi ragazzi vanno anche, fanno un po' i recuperanti, tengono aperti i musei, specie montani, è vero? Sì, sicuramente. Noi che facciamo parte della zona 2 dei Fanti dell'Alto Vicentino, siamo impegnati... Balotelli! Beh, allora, è così, bella, fatele vedere la gente. E insomma, dai. È una grande soddisfazione, è vero? Poi dopo Balotelli ha sempre detto peste e corna, abbiamo visto, e poi dopo il ragazzo quando è il momento. Quando serve. Quando serve. Bianco, rosso o nero. Insomma, non è finita perché vogliamo dire, è ancora dura e lunga la strada. Però insomma è già interessante questo bello stacco grande, insomma, bella soddisfazione. Allora, torniamo a noi. Ritorniamo, Dani, infatti della zona 2, sono in grappa tutti i sabati, tempo permettendo, a recuperare tutti i siti storici della Grande Guerra. Zona 2 comprende Romano d'Ezzelino, Cassola, Rosà, Schiavon, Marostica, Pianezze e Tese su Brenta. Quindi voglio dire anche qualcosa di... È quasi 2000 ore, anche l'anno scorso sono state fatte lassù. È quasi sempre però, Giuseppe, il ciclismo come si muove in questa... Cioè si muove anche per altre cose, il ciclismo non è mai fermo. Beh, in effetti il ciclismo è anche calcio. Guarda, stasera siamo in trasmissione ciclismo, parliamo di 2 gare, di 2 cose, però... Vorrei sempre che anche i calciatori esultassero. Infatti, quando Pellizzotti vince il campionato italiano, ma penso che loro non abbiano mai visto una partita, una gara di ciclismo, o quantomeno non hanno mai fatto sponsorizzazione per una gara di ragazzini o ragazzini in questo senso. Però viene in mente che Mister Guidolin, ce ne sono tanti, è un grande appassionato, lui ha il cuore proprio nel ciclismo. Correva in bici, lui era un gran corridore, qua abbiamo Roberto Bonsangue, l'altro DS degli allievi del Giorgione che collabora con me, che correva con Guidolin. Lui è diventato un grande DS di ciclismo, Guidolin un grande... commissario tecnico. C'è una piccola differenza. Adesso un minutino con Foto Bolgan, Sport City, cosa vuol dire? Quei click magici che immortalano i momenti importanti. Pensate, col gol di Balotelli contro la Germania, quanti click e quante foto hanno immortalato questo momento. E anche nel ciclismo succede la stessa cosa, con grande gioia. Il ciclismo lo sa interpretare meglio, il ciclismo è più pragmatico e forse meno partigiano, il ciclismo sa esultare anche del gol degli altri. Sentiamo, anzi, vediamo e seguiamo Sport City, Foto Bolgan. Down
meravigliose, insomma. Oh, stasera è la serata delle bugie, insomma, in qualche maniera va bene così. Butta così. Adesso prima di dare la linea a Cassola, sai cosa è successo? Che un noto speaker si è messo a fare quella bella kermesse a Cassola, San Zeno di Cassola, con i dietromotori. A me è piaciuto, non so se voi l'avete vista. Sì, ho visto. Si è creato un ambiente bellissimo, bello. Volevamo proporla anche a Castelfranco, solo che ci sono stati dei problemi tecnici. Aveva chiesto la collaborazione della nostra società, del Giorgione e altre società, per farla in concomitanza dell'arrivo del Giro d'Italia, ma solo ci sono stati dei problemi tecnici e non siamo riusciti a farla. Soltanto cercare di riuscire ad illuminare di più le strade diventerebbe qualcosa di straordinario, è vero? Anche perché la gente, insomma, viene ancora affascinata da certi esperimenti nel ciclismo, è vero Leandro? Sì, veramente. Quindi bisognerebbe insistere. Noi siamo stati a San Zeno di Cassola, abbiamo visto come hanno fatto questo Ambaradan, anche perché, non so se voi sapete, qualcuno quest'anno organizzerà 3 sere. Leandro, la pista ce l'abbiamo qua a Bassano, è un peccato perché anche del Giorgione tanti vanno in pista. Sì, infatti. È vero? Sì, la pista è peccato perché veramente non è un ciclismo trainante per la sponsorizzazione e anche per le società stesse. Mi chiedo per cosa, perché veramente anche un risultato nella pista ha il suo valore. Assolutamente. Però una volta mi ricordo con Maspe, Iadoni, Beghetto, Bianchetto, c'era un entusiasmo a vedere queste manifestazioni. Oggi come oggi veramente non... Io trovo che ci siano, adesso poi dopo la seconda domenica abbiamo creato un po' di casino, per carità, più contro, meno contro, però non è una sciocchezza far partecipare anche in pista, per diversificare anche. No, in effetti, guardi, il fatto della seconda domenica inizialmente ero scettico anch'io, però ho partecipato con i ragazzi a diverse gare a frazioni, la seconda domenica di luglio ne faremo ancora un'altra. Certo. E in pista o con qualcun altro, ti dico, c'è qualcosa di diverso che riesce a far interagire il ciclismo con altre situazioni, con altre cose che poi ti portano ad avere più voglia di organizzare anche gare su strada come la nostra gara di domenica e a invogliare i ragazzi a parteciparvi. Guarda tu, domenica avremo un lotto di partecipanti senza uguali, perché avremo quasi 100... Per adesso a stasera siamo quasi a 160 iscritti. Mai successo. Cioè, davvero, è la prima volta che mi trovo ad organizzare una gara del genere, sempre con Leandro, e mai visto tanti iscritti per una gara d'allievi. Che la gente potesse capire la soddisfazione che si ha quando si ha tanti atleti così. No, in effetti la soddisfazione è nostra e la soddisfazione è degli sponsor, la soddisfazione può essere anche dei ragazzi, se non dei genitori, che si trovano a partecipare a delle manifestazioni del genere, che vedono grande partecipazione. È brutto vedere 50-60 corridori ad una gara di minore importanza, è bello comunque vedere 160-180 ragazzi che comunque portano ad un impegno maggiore da parte degli organizzatori, perché ricordiamoci c'è con la protezione civile da salvaguardare gli incroci, da vedere anche non è una partita di calcio, diciamo. Non è una partita di calcio, anche la piccola buca va messa in sicurezza, perché 160-180 ragazzini in una stradina stretta o larga che sia, anche una piccola buca può essere un pericolo per tutti. Prima di mandare via le immagini del San Zeno di Cassola, diciamo, il ciclismo è molto sacrificio organizzare, una buca può essere pericolosa, bisogna stare attenti, però il ciclismo continua a danneggiare se stesso. Adesso Pozzato salterà alle Olimpiadi, Pelizzotti è stato considerato il più grande dei drogati, quando alla fine lui non ha fatto nulla, non gli hanno trovato nulla, neanche le scuse. Cioè, io non voglio dire che... Di Luca è stato inquisito per le sue amicizie con Santuccione. Io sono stato in galera, tu parli con me, vai in galera anche tu. Non è giusto. Non ho capito la motivazione. In questo il ciclismo sa fare molta denuncia, sa fare molta anche, diciamo così, terapia intensiva contro, però a volte credo che si esageri un po'. Adesso stiamo veramente esagerando adesso. Perché, come ti dicevo prima, mercoledì scorso su a Pergine ho trovato la nostra grandissima cucinotta. Lei ha trovato qualcosa, hanno trovato qualcosa in Colombia che non era femminile perché erano valori prettamente maschili. Lei ha chiesto il DNA dei campioni, non gli hanno permesso assolutamente di farlo. Lei di tasca propria, perché essendo nella forestale rischiava di perdere del posto, di tasca propria è andata contro il mondo, cose che non hanno saputo fare le società le grosse potenze maschili. Lei è riuscita a far sì che quelli che hanno subito delle sospensioni
per doping o pseudo tali, possono effettuare i campionati italiani. E hanno gareggiato tutti. E io gli faccio i complimenti. Vedi Pelizzotti e vedi i primi due sono passati di là, esatto. Ma non perché erano dopati, solo perché uno non ha trovato quel cacchio di passaporto biologico che ha incriboliato quella situazione. E il buon Di Luca perché era amico di Santuccione. Beh, su Di Luca lo lascerei a parte. Pelizzotti Sì. è un caso un po' diverso. Di Luca diciamo, è stata una squalifica quasi burocratica. Comunque adesso andiamo con la gara di San Zeno di Cassola, ben organizzato dal team di Adriano Zambon, e insomma un po' di curiosità, ma soprattutto belle immagini. Prink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Fotoprink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Un'altra bella copertina, qui siamo a San Zeno di Cassola, patria di Silvia Pasinato e il papà Antonio Pasinato, per insomma andare a riprendere una gara particolarmente suggestiva. Bene ha fatto Adriano Zambon, che sarà anche speaker della 3 Serie di Bassano, ricordiamo 19-21 luglio, ma bene ha fatto a organizzare questa gara dietro Derni, pensate, dei motorini che trascinano, in pratica tagliano l'aria agli atleti. Qua indipendentemente dagli atleti junior e amatori, uno su tutti Gianmarco Agostini, campione europeo ma campione del mondo, un atleta che oggi potrebbe gareggiare tranquillamente ancora con i professionisti, tale è la sua forza e il suo stato di forma. E poi vediamo i Dagnoni, il figlio di Dagnoni, Perego, dietro motori che arrivano da Varese, da Bergamo, per trascinare questi corridori, un circuito cittadino di 800 metri, sotto anche lo sguardo un poco incuriosito della gente, e vedremo anche quanta gente. Sono sicuro che a Rossano Veneto, che si replicherà da qui a poco, ci sarà ancora più gente che a San Zeno di Cassola per queste batterie, quindi sono tipo pista con le varie batterie, i recuperi e poi dopo le finali. Noi qua oggi diamo un resoconto, diciamo così, di cronaca molto larga, per venire a vedere intanto Citton che guida il motorino, questa gara degli allievi, degli juniores dietro a Perego, e tanta gente incuriosita. Questo è Gianmarco Agostini che si sta preparando poi dopo per la sua finale, che lo vedrà impegnato. Al CAR della sera chiaramente le luci sono quelle che sono, però è ben illuminato l'arrivo e sono anche abituati a fare le notturne questi atleti. Insomma, danno quella veramente vivacità ad una kermesse che si svolgerà in più prove da Cassola, poi c'era anche il comune di Rosà, Rossano Veneto, Marostica, Bassano del Grappa, Tezze sul Brenta e San Bonifacio. Un challenge questo per dietromotori, tanto per dirvene una. In Giappone il dietromotori in pista è la seconda entrata, se non la seconda ma proprio lì o la terza, per l'erario, per lo Stato, perché là chiaramente il Derni è una religione, scommettono molti soldi nei velodromi e c'è un giro d'affari impressionante che mantiene tutto quello che è il management del ciclismo. Ecco, questo noi non riusciamo ancora a farlo, però ci sono dei tentativi. Allora la cosa che mi viene da dire è sì, bene, tanti hanno criticato la formula in questo caso, ma poche moto, ma intanto cominciamo a iniziare, invece di guardare il bicchiere mezzo vuoto, cominciamo a vedere il bicchiere mezzo pieno, nel senso che ci va coraggio. Adriano Zambon si è speso e ha dato un segnale, 8 prove non sono per niente poche, e diamogli coraggio, il prossimo anno migliorerà, anzi si migliorerà sicuramente in quello che è organizzazione, in quello che è partecipazione, ma già portare 40 atleti tra juniores, quindi giovani, e diciamo così cicloamatori, insomma non è mica cosa da poco, quindi gioiamo a questo appuntamento importante, questo appuntamento che è venuto, non è venuto a mancare. Allora questo appuntamento che c'è ed è a San Zeno di Cassola. Gianmarco Agostini nella sua personale finale, chiaramente tanta gente non lo conosce, io lì dietro
cerco di far capire, cerco di far comprendere l'importanza di questo ragazzo, che speriamo di averlo in studio, ma soprattutto per quello che ha passato. Lui ha passato un male terribile, quello ha colpito al cervello tanti anni fa, era un seigiornista puro, si è grazie al ciclismo saputo curare, non ha mai smesso di crederci e d'altronde lo vediamo, scherzo della vita, non ha mai smesso di crederci, perché il ciclista, il vero campione, quello che a questo punto deve fare risultati, è sempre in eterna competizione e non vuole mollare mai. Un altro caso, Armstrong, che lo accomuna molto a Gianmarco Agostini, e Gianmarco Agostini da professionista faceva vedere sempre le ruote di dietro a un certo Cipollini. Pensate che forza della natura è questo ragazzo, guardatelo, è lì davanti a tutti che tira in questa sua personale finale del dietro Derni, e quindi la cosa bella è vedere in piedi un ragazzo che ha veramente avuto una vita molto difficile e anche là in volata, come al solito, ha saputo sconfiggere il cancro. Oggi noi dobbiamo prendere esempio da questi ragazzi, da Adriano Zambon, che ha organizzato meravigliosamente in un circuito cittadino sotto la curiosità della gente, perché la gente non credeva cosa fosse e cosa stesse accadendo. Io sono andato in giro, ho sentito i commenti e credo, e anzi ne sono convinto, che a Rossano non si conteranno le persone, perché sarà una serata ricca, ma ricchissima di emozioni, perché il Derni, questo è un motorino che per i primi 2 giri a vuoto, poi dopo quando parte la gara, in questo caso 10 giri, 2 a vuoto, parte la gara quando mancano 8 giri al termine, i corridori grazie alla loro possenza e il motorino grazie alla loro diciamo così sagacia di andare bene, e insomma dopo c'è la volata. In questo caso vince Gianmarco Agostini su tutti, ma d'altronde si sa, lui è un fenomeno, mi piacerebbe vederlo di nuovo in pista, sarebbe bello fare una 3 sere anche dedicata agli amatori, non soltanto ai professionisti, ma tutto si può fare in questo modo. Vedete, questi Derni che insomma sono delle vere e proprie opere d'arte, non ci sono marchi di case che le fanno in serie, quindi hanno una certa importanza, una certa anche delicatezza. Bisogna assolutamente tener cura questi motorini a carburatori. Bene ha fatto Adriano Zambon, e per San Zeno è tutto. Adesso di nuovo la linea in studio. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. Grafiche Gabbiano, da più di 40 anni al servizio delle arti grafiche. Grafiche Gabbiano è leader nella progettazione e stampa di dépliant, cataloghi, riviste, cartelli, vetrine ed espositori. Le Grafiche Gabbiano, munita di una Heidelberg CD elettronica a 5 colori, la quale può soddisfare qualunque esigenza di stampa grazie alla nuova tecnologia del computer grafica. Le Grafiche Gabbiano è anche packaging d'autore grazie al reparto di confezione e rilegatura all'interno. Siamo a Bassano del Grappa, in via Giorgio Ferraro 17. Il pianto, insomma, 2-0. Io chiedo scusa agli amici di Treviso 1 che ci replicano dopo una settimana, ma crediamo insomma che il ricordo di questa giornata sia magica e sia soprattutto un buon auspicio, un buon ricordo anche tra una settimana. Non per niente stiamo vedendo partite d'Italia e Germania di secoli fa, del 70, dell'86, del 2006. Insomma, porteremo un po' di gioia in tempo così, un po' registrato, un po' in là con i giorni, ma insomma qua sono tutti quanti esaltati del secondo gol di Balotelli, insomma grande soddisfazione. Io ho sempre creduto in questo ragazzo, perché è un matto alla Dario Sonda, non so se tu te lo ricordi. Sì, Dario Sonda è un grande corridore, che abbia lasciato il ciclismo, però sarebbe stato un grande corridore proprio per quello. Corridore. Stravagante. Infatti ha lasciato il ciclismo per il motociclismo, certo. Però peccato. Era un Balotelli della situazione. Un Balotelli della situazione. Comunque ti volevo dire una cosa, se porti bene domenica sera ci troviamo tutti qua. Ma bisogna che ci troviamo qua domenica sera. Andiamo con la tua gara che siamo proprio in chiusura e poi... Non possiamo trovarci qua, siamo impegnati tutti quanti a Longa Village, la trasmissione la facciamo a Longa. A Longa? A Longa. Insomma, veniamo a Longa. Che è meglio. Avete pensato di montare un video gigante? Certo. Certo, anche quello. Certo. Insomma. Allora facciamo così, dopo la gara che finirà penso per le 6, 6 e mezza, certo, dopo le premiazioni, tutti a Longa tutta Longa Village, birra e nazionale italiana. Partenza della tua gara? Partenza alle ore 15,
ci ritroviamo un po' prima alle ore 13 con Certo. tutti gli altri DS. È una gara fatta su un circuito cittadino inizialmente, 5 giri di Certo. circa 5 km e 6. Spettacolare. Poi ci spostiamo nella parte alta della nostra pedemontana, località San Zenone degli Ezzellini, sopra Castello, di lì la strada inizia a salire, Fonte, via Piovega, località Castelcucco, Certo. da Castelcucco si va su verso Possagno, passaggio fuori al Tempio di Possagno, località Cioppe dove ci sarà il Gran Premio della Montagna, e poi giù in picchiata fino a Loria di nuovo per passare sotto l'arrivo, ultimo giro del circuito iniziale cittadino e arrivo. Benissimo, quindi auguri a voi del Giorgione, ma non soltanto, anche dell'Oria, che insomma in qualche maniera domenica si farà una grande festa, è vero. Quindi saremo tutti là, noi siamo invitati mi pare, no? E quindi dobbiamo venire. Per quanto riguarda te, anche da voi siamo invitati? Ma certamente. Ecco, la partenza... Partenza ore 9:30, un circuito tutto nel nostro comune. Tutto nel comune. Non siamo usciti dal nostro comune. Benissimo. Restiamo lì. Under 19, Junior e Under Junior e 19. Under 19, quindi insomma... Attualmente in quota avevamo a mezzogiorno 94 iscritte, che fino adesso è il numero massimo. Adesso stiamo per guardando la quest'anno. partita, io vedo i tedeschi che sono un po' attappiati, scusatemi. Loro ci stanno facendo uno spread grande così, oramai da una vita. Consentiteci nel nostro piccolo dei italiani modesti che un po' di spread ci fa soddisfazione anche a noi farcelo loro, è vero o non è vero? E allora! Bene, siamo in conclusione, io ringrazio Giuseppe Parolisi. Grazie a te, Insomma, Nicola, una bella per serata tutto. questa, grazie anche a te Leandro. Vederti mi conforta, io da 30 anni che faccio ciclismo, tu da 44 e non sei per niente stanco. Sei ancora giovane. Sei una gloria per tutti noi, una speranza. Grazie Vincenzo Cisotto, grazie anche al presidente della protezione civile, devo dire il tuo nome, scusami, me lo leggo perché sono rincoglionito, Giorgio Gotti, e anche un applauso a queste belle maestranze, soprattutto a questa bella ragazza del Village Longa, ma anche guardate che bella ragazza che io mi farei proteggere tanto volentieri, si alzi, che facciamo un bel primo piano, e allora su questo bel primo piano che va in concorrenza, è vero, con la nazionale di calcio, l'appuntamento è per giovedì prossimo, come al solito stesso orario, con queste belle gare. Per chi avesse l'accortezza, la volontà e il piacere di seguirci lunedì sera alle ore 21 con la diretta di O Bianco o Nero. Un'intervista veramente imperdibile. Un grande fumatore di sigari che arriva da Cuba, che vive anche nelle Cayman. Un'esperienza di vita che veramente potrà far brillare gli occhi a tanti di noi. Grazie per essere stati con noi, buon rientro e soprattutto forza!